All'interrogatorio con il PM in procura ha scelto la linea del silenzio Franco Battaggio, indagato per l'omicidio di Anica Panfile, ma l'inchiesta va avanti, resta il mistero delle ultime ore della donna. Duro colpo al traffico di droga con l'operazione della squadra mobile di Padova che ha portato all'arresto di 6 stranieri, 2 dei quali nella Marche, e al sequestro di oltre 40 kg di cocaina ed eroina. Nel pomeriggio i funerali del 65enne ucciso dal cavo perso dal cognato lungo la Treviso Mare, folla commossa per l'addio, le parole dell'ex parroco di Vaglio per il parente ancora sconvolto. Congresso regionale della Lega, sempre più vicino il passo indietro di Roberto Marcato che domani annuncerà la decisione, si profila la sfida tra Alberto Stefani e il trevigiano Franco Manzato. Ha fornito false informazioni per ottenere 75.000 euro di contributi dal comune di Jesolo, denunciata la rappresentante legale di una società sportiva di ginnastica artistica trevigiana. Giovanissimi insultano l'autista del bus Mome e azionano in corsa il dispositivo per apertura delle porte di sicurezza del mezzo, ma la donna riesce a evitare lo scontro. Il presidente Coladon è stata brava, dice. 24 trapianti di rene nel 2022, già 12 nel 2023 al Cafoncello di Treviso. L'ULSS oggi ha ospitato l'appello alla donazione di Eddie Cescato, in dialisi da tempo. Anche la donata triveneta di Belluno ha confermato il trend che contraddistingue il nostro gruppo, ancora record di ascolti per Media Nord-Est. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il nostro telegiornale, il telegiornale di Treviso. Dunque, subito, come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, facciamo vedere subito il sondaggio che abbiamo lanciato già nelle nostre prime edizioni e che riguarda uno dei capitoli della riforma, della discussa riforma della giustizia targata Carlo Nordio. Giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni è un tema di dibattito forte proprio in questi giorni. Se per voi è giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni, potete comporre il numero 0422 162 6691. Se per voi invece la risposta è no, 0422 162 6690. Quindi continuate a chiamare, lo state facendo in tantissimi in queste ore, lo potrete fare anche dopo il telegiornale. Vi faremo vedere il sondaggio nel corso di tutto il nostro telegiornale e poi come sempre l'esito a Ring questa sera con Ferdinando Avarino. Prima di cominciare con il caso di Anica Panfile, quindi l'omicidio di Anica Panfile, perché oggi c'è stato l'interrogatorio di Franco Battaggio, vedremo come è andata nel servizio di Christian Arboit. Una notizia di cronaca di poco fa, perché poco prima delle 19 c'è stata una violenta lite tra automobilisti, forse per una manovra avventata a Castelfranco in via Pagnana, una lite tra automobilisti che ha portato un 39enne di origini kosovare residente nel Padovano a essere colpito da un violento pugno in faccia da parte dell'altro automobilista con il quale aveva innescato la lite, e l'uomo a quanto pare si trova ricoverato adesso al Cafoncello di Treviso in gravi condizioni per aver battuto la testa a terra dopo questo violento pugno, mentre l'altro automobilista è fuggito. Quindi tutto da chiarire la dinamica di quanto accaduto, lo stanno seguendo i carabinieri di Castelfranco che stanno anche cercando l'aggressore per questa violenta lite che appunto ha portato al drammatico ricovero di un 39enne in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Se ci sono altri aggiornamenti ve li daremo nel corso del nostro telegiornale. E poi dunque il caso di Anica con Franco Battaggio oggi atteso in procura per l'interrogatorio con il PM e la scelta del silenzio. Nessun dettaglio, nessun chiarimento. Franco Battaggio, l'unico indagato al momento per la morte di Anica Panfile, ha scelto la linea del silenzio davanti al PM Valeria Peruzzo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Questo è l'esito dell'interrogatorio che si è svolto in procura nel pomeriggio, giusto il tempo di formalizzare la strategia difensiva accanto alle proprie avvocate che nei giorni scorsi hanno assistito anche ai rilievi del RIS di Parma con gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso impegnati nell'abitazione di via Europa d'Arcade, villetta tuttora sotto sequestro e dalla quale i militari nella giornata di venerdì sono usciti con 2 sacchetti di carta contenenti 4 telefoni cellulari, una chiavetta pendrive, il disco fisso di un personal computer e un portatile, materiale su cui nei prossimi giorni si faranno degli esami tecnici. Lo stesso tenente colonnello Giovanni Mura, che del nucleo investigativo è il comandante, era presente all'appuntamento in procura. Massimo il riservo.
Battaggia in tribunale ha scelto il basso profilo, entrando probabilmente da qualche ingresso laterale e uscendo poco dopo le 4 del pomeriggio. Le indagini vanno comunque avanti. Nei suoi confronti si procede per le ipotesi di reato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, anche se sul 76enne, ex Primula Rossa e già condannato per un omicidio negli anni 80, non è stata adottata alcuna misura restrittiva della libertà personale. Resta quindi il mistero sulle ultime ore di vita di Anika, che gli inquirenti sospettano si siano consumate il 18 maggio all'interno della casa di Battaglia, con il telefonino della donna che a partire dalle 16:30 risultava spento, solo 3 giorni dopo il ritrovamento del cadavere sul greto del Piave Aspresiano. Battaglia nell'immediatezza aveva riferito di essere andato a prendere la donna alla fine del turno di lavoro all'Isdra di Treviso e di averla poi portata ad Arcade nella sua abitazione per consegnarle della documentazione fiscale e di lì in centro paese. Qui Anika, secondo la versione del 76enne, doveva incontrare una terza persona. Chi, come, perché Battaglia aveva dichiarato di non saperlo. Da una settimana l'uomo è formalmente indagato con la procura, che ha sottolineato come ci siano troppe incongruenze nel suo racconto, incongruenze che al momento restano tali. E adesso la maxi operazione della squadra mobile di Padova, che ha portato all'arresto di 6 stranieri, 2 di questi anche nella Marca trevigiana, stroncando un ingente traffico di droga. Pensate, 42 kg tra eroina e cocaina sequestrati. Le fasi dell'arresto in pieno giorno vicino alla fermata del tram. Le auto dei poliziotti bloccano il carico di droghe in consegna, uno dei tanti fatti arrivare a Padova per poi essere smerciato in tutto il nord Italia. La squadra mobile ha sgominato una banda di trafficanti e ha tolto dal mercato oltre 40 kg di cocaina ed eroina purissime. Il valore della droga sequestrata ammonta ad oltre 1 milione di euro, ma venduta avrebbe fruttato il triplo. In carcere sono finiti 3 nigeriani e uno spagnolo. Per una donna nigeriana e una donna spagnola invece è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. Nelle immagini si vede anche una delle ultime compravendite avvenute a febbraio in stazione a Padova, quando una 40enne nigeriana ha ritirato 182 ovuli di cocaina nascosti nelle bottiglie del latte. L'indagine parte dall'attività che quotidianamente svolgono i nostri, della squadra mobile, le nostre pattuglie sul territorio. E hanno intercettato, come capita molto spesso, uno spacciatore al dettaglio, per così dire, e da lì si è partiti per arrivare a un livello superiore, molto superiore, un livello in cui compaiono dei soggetti inseriti in un traffico internazionale di stupefacenti. Tutto è iniziato con l'arresto di un pusher nigeriano nel settembre del 2021. I poliziotti del suo cellulare hanno rintracciato i dati di un versamento di denaro nei confronti di un 35enne connazionale residente a Padova, che si è scoperto poi avere un ruolo di spicco nella gestione del traffico di cocaina ed eroina. Tra ottobre 2022 e febbraio 2023 i poliziotti hanno sequestrato 42 kg di sostanza stupefacente, individuando un covo dove veniva stoccata la droga, un appartamento di via Curiel in zona Stanga e un altro appartamento utilizzato dai pusher a Cadoneghe. I poliziotti hanno sequestrato un libro mastro e scoperto il coinvolgimento di un altro nigeriano che utilizzava un appartamento di Legnaro dove si recava per approvvigionarsi una corriere nigeriana residente a Casale sul Sile. La squadra mobile ha ricostruito la rete arrestando anche un 31enne nigeriano di Treviso, individuando una coppia di corrieri spagnoli di Saragozza che facevano arrivare la droga in Veneto. A febbraio in provincia di Lodi erano stati fermati con 15 kg di stupefacenti in auto. Nel bilancio tragico di questi giorni, le 9 vittime in 9 giorni che hanno insanguinato le strade della Marca trevigiana. La sua fine forse è quella che ha impressionato di più per le modalità davvero terribili. Parliamo del 65enne ucciso dal cavo, perso dal cognato lungo la Treviso Mare. Nel pomeriggio c'è stato l'addio. Gli alpini, i ragazzi del Trodetto, delle Sagre, la piccola chiesa di Vaglio di Roncade non è riuscita a contenere la miriade di amici e conoscenti giunti per l'ultimo saluto a Gastone Feltrin, lo sfortunato 65enne rimasto ferito mortalmente da un cavo usato in agricoltura, perso pochi minuti prima dal cognato, il marito della sorella Andrea Piovesan. Cavo che si è staccato da una macchina legatrice, finito sulla Treviso Mare, è divenuto una trappola mortale per Feltrin, strangolato mentre viaggiava in sella alla sua Harley Davidson. In questo momento terribile, padre Pier Francesco ha voluto rivolgere delle parole d'affetto anche al cognato. Aiutalo, Signore, sostienilo in quel grande dolore che anche lui sta sperimentando.
Lo stesso cognato è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, nonostante la difesa punti tutto sulla drammatica coincidenza, una tragica fatalità che ha sconvolto tutti i familiari, gli operai della sua ditta e l'intero paese. Potremmo stare qui giorni e notti a domandarci il perché di questa morte, ma no, non riusciremo mai a trovare una risposta, a dare un senso a questa morte. Fuori nel piazzale della chiesa dei tendoni hanno riparato dal sole i numerosi partecipanti che non volevano mancare, come padre Pier Francesco, responsabile delle missioni del PIME, giunto appositamente per celebrare il funerale, che con la voce rotta dall'emozione ha parlato a lungo dell'amico Gastone. Gastone è stato un signore in tutto quello che ha fatto, in ogni modo che ha vissuto. Ecco, se c'è un'immagine che descrive ma non dice appieno chi era tuo papà Alex, tuo marito Anto, il tuo compagno di lavoro Renato, è questa qua, un signore, un qualcuno che aveva un qualcosa di straordinario dentro. Un uomo che teneva unita la famiglia, stimato da tutta la comunità. Uomo equilibrato, sensibile, calmo, generoso, altruista, Gastone, grazie per aver condiviso con noi i tuoi 65 anni di vita. Grazie per la tua compagnia. A proposito di sicurezza stradale e controlli dei carabinieri sulle strade della Castellana e del Monte Bellunese nel fine settimana, una trentina di uomini impiegati. Tra i risultati conseguiti la denuncia di un 60enne che, pensate, guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata da ben 12 anni. 4 persone con un tasso alcolico sopra i limiti di legge, 4 volte oltre il limite in un caso, e un neopatentato al volante di un'auto dalla cilindrata elevata e quindi non consentita il fatto che fosse un neopatentato. Nell'ambito dei controlli antidroga anche 5 giovani pizzicati con hashish e droga, sempre tra il Monte Bellunese e la Castellana. Allora, restando sugli incidenti stradali, il dossier elaborato dal Centro di Monitoraggio Incidenti Stradali della Marca Trevigiana conferma la tragicità del momento e anche che un terzo delle vittime ha meno di 30 anni. Nei primi 6 mesi di quest'anno sono morte nelle strade della Marca 31 persone, 1283 sono le persone che hanno subito lesioni a causa di un incidente. Tanti sono i giovani, 11 ragazzi sono morti negli ultimi mesi a causa di un incidente. I dati sono raccolti e inviati alle prefetture dalle forze dell'ordine in collaborazione con le polizie locali. Fotografano una realtà drammatica. Sempre più giovani muoiono al volante e sempre più spesso gli incidenti sono causati da sbandate o fuoriuscite autonome. Un andamento allarmante lo conferma anche Roberto Fava, consigliere provinciale con delega alla sicurezza stradale, nonostante la campagna integrata nelle scuole di sensibilizzazione alla guida sicura. Per certi versi è anche un po' inspiegabile questa situazione, perché insomma, a livello infrastrutturale sono stati fatti dagli anni 90 in avanti sono stati fatti dei passi enormi con l'introduzione di una quantità incredibile di rotonde che hanno evitato quegli incroci a raso che in quegli anni erano il principale motivo di incidente stradale con effetti molto devastanti. Oltre 130 sono i cantieri aperti, 50 i milioni messi sul piatto per progetti cofinanziati con i comuni. Diversi i dati elaborati dal Centro Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia di Treviso. Oltre al dato sull'età, i giovani under 30 tra le principali vittime, e sulle dinamiche, la fascia oraria in cui è registrato l'apice della mortalità è tra le 16 e le 19, i giorni della settimana, il sabato e la domenica. Ormai è diventato, ripeto, un appello all'attenzione, un appello al comportamento umano corretto, perché veramente il tema scolastico, il tema dell'insegnamento a tutti i livelli scolastici è un tema che noi porteremo avanti alla nausea, all'infinito. Oggi i guastatori del 3° Reggimento di Udine sono intervenuti a Sernaglia della Battaglia, dove il proprietario di un terreno ha rinvenuto degli ordigni durante i lavori di aratura. Si tratta di granate italiane, una da 75 mm e l'altra da 105, risalenti al primo conflitto mondiale. Entrambe sono state neutralizzate sul greto del fiume Piave, sempre nel comune di Sernaglia. A dare supporto in tutte le fasi dell'operazione i carabinieri di Pieve di Soligo.
Torneremo alla cronaca fra pochissimo, prima però parliamo del congresso regionale della Lega previsto per sabato a Padova. Alberto Stefani molto probabilmente se la vedrà contro Franco Manzato, il trevigiano Franco Manzato, atteso infatti a ore il passo indietro di Roberto Marcato, e l'attuale commissario veneto del Carroccio, stasera peraltro ospite a Ring, ha già lanciato i suoi primi 15 punti del programma. Io non guardo mai quello che fanno gli sfidanti, guardo quello che posso fare io per questo movimento. Io non mi candido contro qualcuno, ma mi candido per un progetto. All'avversario che ci sarà da domani cosa dice? Ma io parlo ai militanti, non ai miei avversari. Gli avversari sono gli sfidanti, perché poi dentro un partito non mi piace usare termini negativi, ma sicuramente sono persone con cui ho un buon rapporto e sono sicuro che dal giorno dopo il partito lavorerà unito. Fra poche ore saprà con chi dovrà sfidarsi ufficialmente, anche se gli scommettitori danno ormai Franco Manzato certo come suo avversario per la guida del Carroccio regionale e Roberto Marcato verso un passo indietro che solo fino a un mese fa sembrava impensabile. Ma la manovra del Carroccio trevigiano per lanciare l'ex sottosegretario di Oderzo, in serata un vertice clou al K3 di Villorba, sembra almeno apparentemente non interessare molto il commissario della Lega, che negli ultimi mesi ha dovuto parare numerosi colpi anche durissimi dai territori, tramutatisi in polemiche ed espulsioni. Le polemiche ci sono sempre state. Se noi andiamo a vedere i congressi precedenti, mi ricordo scene di gran lunga peggiori rispetto a queste, e poi è normale che un congresso apra una fase di dibattito all'interno del partito. Resta da capire dove finirà il bacino di voti di Marcato, ma su questo è una sfinge il trentenne deputato padovano, sindaco di Borgo Ricco, espressione della Lega di governo, anche se su questa definizione non si trova d'accordo. E dà fastidio quando la chiamano salviniano? Assolutamente no, perché credo che siamo tutti salviniani, siamo tutti zaiani. Siamo in un partito in cui Salvini è il segretario federale e Luca Zaia è il presidente della regione, stravotato dall'80% dei veneti. Per noi sono assolutamente un orgoglio e per la Liga Veneta è assolutamente un orgoglio. Intanto Stefani ha già scaldato i motori per sabato, postando su Facebook i 15 punti del suo programma da segretario, anche e soprattutto per ricucire quei rapporti territoriali deteriorati da tempo. Tra questi, la nascita della giornata del militante, il segretario in sede regionale ogni venerdì per ascoltare tutti i leghisti dai vertici alla base. E poi l'organizzazione annuale di una festa regionale della Lega, coinvolgendo tutte le province, e un notiziario mensile con le attività di parlamentari ed europarlamentari, ma anche sindaci e consiglieri regionali, così che i militanti sappiano cosa si fa e possano avanzare suggerimenti. Altro fronte, costruire il partito e la classe dirigente del futuro. Ecco allora i punti sulla creazione di una scuola di formazione tecnica e politica della Liga Veneta. Infine, l'identità. Cicli di serate sulla storia del Veneto e del popolo veneto e un tour da organizzare città per spiegare a tutti l'importanza dell'autonomia. E domani Roberto Marcato scioglierà le riserve in una conferenza stampa prevista alle 12, quindi l'annuncio ufficiale e molto sembra portare proprio a un passo indietro. Staremo a vedere. L'economia, nel caso che ora riteniamo ipotetico ci fosse la volontà da parte di chiunque di cedere, vendere o trasferire le aziende di Electrolux, il governo sicuramente farà sentire la propria voce attraverso l'esercizio del Golden Power, come sta facendo in questi giorni con Pirelli. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine dell'incontro con i sindacati di Porcia, in provincia di Pordenone, sede italiana del gruppo svedese. Golden Power significa tutela degli insediamenti, dei brevetti, della ricchezza economica, sociale e occupazionale italiana. Questo vuol dire che siamo sicuramente molto interessati e molto impegnati a fare in modo che questa vicenda non passi sotto traccia. Ciriani ha comunque rassicurato in merito a una cessione dell'azienda. Ho parlato con il ministro Ursu, ha detto, e posso ribadire che noi non abbiamo nessuna conferma, nessuna notizia da parte di Electrolux di una volontà di cedere l'azienda a multinazionali o a realtà straniere, in particolare cinesi. Queste le parole del ministro Ciriani. Torniamo alla cronaca. Ha fornito false informazioni per ottenere 75.000 euro di contributi in 3 anni dal comune di Jesolo, denunciata la rappresentante legale di una società sportiva di ginnastica artistica trevigiana. Abbiamo individuato un'associazione sportiva trevigiana che ha partecipato a un festival di ginnastica artistica organizzato annualmente dal comune di Jesolo. Per 3 distinte edizioni l'associazione
ha omesso di indicare una parte dei ricavi, ottenendo così contributi per singolo anno pari a 25.000 euro. Un totale di 75.000 euro, quello elargito dal comune di Jesolo. Contributi pubblici erogati ad una società sportiva trevigiana in occasione della gara annuale di ginnastica artistica che ha luogo nella città marittima. La società dal 2017 al 2019, non dichiarando gli incassi reali ottenuti dalla vendita di biglietti, abbonamenti e prevendite, è riuscita in tal modo ad ottenere oltre 100.000 euro. Quindi abbiamo segnalato la Presidente dell'associazione per due distinti reati: il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, punito fino a 3 anni di reclusione, e il reato di sostituzione di persona, punito fino a 1 anno di reclusione. Segnalata anche per reato di sostituzione di persona, perché dalle indagini è emerso che una delle richieste di contributo mosse al comune del Veneziano è stata emanata quando la donna non ricopriva più l'incarico di presidente dell'associazione. Il comune di Jesolo, da parte sua, all'occorrenza è pronto a costituirsi parte civile perché la giustizia possa fare il suo corso, così ha detto il sindaco De Zotti. Abbiamo appreso dei risultati di questa indagine della Guardia di Finanza ed ovviamente siamo sorpresi rispetto a quanto successo. Attendiamo gli sviluppi e le evidenze dell'indagine, appunto, per poi esprimere un giudizio. Ha appreso soltanto oggi delle indagini in corso dei finanzieri in merito al raggiro dell'Associazione Sportiva Trevigiana ai danni del suo comune. Racconta l'attuale sindaco di Jesolo la truffa riconducibile alla gestione precedente alla sua, per la quale ora attende la giustizia faccia il suo corso. Ovviamente nel caso in cui dovesse essere confermata questa condotta e quindi anche un dolo nei confronti dell'amministrazione comunale di Jesolo, non potremo che trarne le conseguenze e fare tutte le azioni del caso. Il comune di Jesolo sempre attento con controlli e rendiconti contro eventuali malversazioni e abusi visti, dice il sindaco, i contributi erogati per i tanti eventi e manifestazioni patrocinati. Ovviamente purtroppo non tutto può passare al vaglio appunto dei controlli, però siamo molto efficaci, quindi possiamo dire che anche risultasse vero che sono stati fatti degli abusi rispetto ai contributi del comune. Si tratta comunque di episodi limitati e per i quali ovviamente anche nel buon nome della città e di tutti quelli che organizzano eventi con la massima serietà cercheremo di essere molto chiari nel chiederne il pagamento delle conseguenze. Non si ferma la violenza sugli autobus della MOM, ma questa volta la prontezza di una autista ha evitato il peggio. L'episodio, reso noto soltanto ieri, in realtà risale al 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, corriera speciale che porta verso il mare. Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo quando a Castelfranco sale un gruppo di ragazzini di etnia marocchina. Esordiscono con musica a tutto volume fino a rendere il viaggio degli altri passeggeri sempre più molesto, finché l'autista, una donna di 47 anni, da diversi anni in servizio per l'azienda di trasporto pubblico MOM, non si ferma per farli smettere. Riparte il viaggio all'altezza di Caposile. Il gruppetto, dopo aver ripetutamente offeso la donna, aziona il dispositivo che regola l'apertura delle porte di sicurezza. Hanno fatto i bulli, lei è stata brava perché li ha gestiti bene, prima richiamandoli, no? E poi loro sono scesi a Jesolo. Questo era un articolato, quello lungo 18 metri, ci sono dei dispositivi che si possono aprire le porte in caso di sinistro. Erano quasi arrivati alla fermata, loro l'hanno aperta e sono usciti. Esiste un percorso di formazione per gli autisti. Chi guida un mezzo è preparato a gestire situazioni di questo tipo. L'autista ha anche informato le forze dell'ordine. Se fosse stato qualcuno con testa calda probabilmente succedeva qualcosa. Questa è una autista che ha gestito bene la situazione e li ha portati dove doveva portarli, senza creare pericolo anche per gli altri. Quello delle baby gang è sicuramente un fenomeno in aumento, conferma Colladon, ma sono presenti in tutti gli ambienti, certo non soltanto sui mezzi pubblici. Sicuramente è un disturbo come può succedere magari in altre situazioni, ma se un bravo autista come quella che era incaricata quel giorno l'ha gestito nel modo giusto. Era una donna e quindi questi qua ne hanno approfittato. Però lei è stata più intelligente di loro. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora il telegiornale di Treviso in diretta.
Rieccoci in studio in diretta. Prima di continuare con il telegiornale vi do un aggiornamento della notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale. È successo poco prima delle 19, cioè la violenta lite a Castelfranco in via Pagnana tra due automobilisti. Un uomo di 39 anni di origine kosovare, residente nel Padovano, che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato colpito al volto da un violento pugno al volto da un automobilista con il quale appunto stava litigando. Aveva iniziato una violenta lite per una mancata precedenza, quindi per una questione legata alla guida, poi battuto la testa ed è appunto in gravi condizioni. Tutto questo davanti agli occhi della fidanzata, a quanto pare terrorizzata, e l'aggressore invece è in fuga e lo stanno cercando i carabinieri di Castelfranco, mentre il 39enne versa in gravi condizioni. Sono scesi dall'auto dopo appunto questa mancata precedenza, a quanto pare, e poi c'è stata la lite con il pugno sferrato al 39enne che si trova in gravi condizioni. Le indagini dei carabinieri di Castelfranco. E mentre le indagini sul delitto di Varago di Macerata non si fermano, l'abbiamo raccontato anche in questi giorni, continuano gli omaggi alla memoria di Aymen, il 17enne ucciso dal quasi coetaneo Elia Fiorindi. Nei giorni scorsi, come vediamo nelle immagini, i ragazzi dell'Istituto Besta di Treviso che frequentava hanno piantato un albero al centro del giardino della scuola, intitolandolo proprio al loro sfortunato compagno. E queste dunque le immagini che vediamo dell'albero che viene piantato proprio al centro della scuola. La famiglia fa sapere anche che un'associazione umanitaria che si occupa di creare pozzi d'acqua per le popolazioni povere di acqua in India e in Nepal hanno intitolato uno di questi pozzi proprio ad Aymen, come vediamo in queste immagini che appunto sono arrivate proprio da questa associazione. Quindi tanti gli omaggi allo sfortunato 17enne morto a Varago di Macerata, nel delitto di Varago di Macerata. La sanità, parliamo di trapianti, 24 trapianti di rene nel 2022, già 12 quelli effettuati nel 2023 al Cafoncello di Treviso. L'azienda sanitaria oggi ha ospitato l'appello alla donazione di Eddie Cescato, in dialisi da tanti anni, e anche l'evento da lui organizzato per raccogliere fondi per la nefrologia. Io sono in dialisi a Castelfranco, sono seguito dall'equipe del dottor Abate Russo, i meravigliosi collaboratori, da ormai 6-7 anni. E la luce per me sarà sicuramente il trapianto. Una vita non facile, come dice lui, con alti e bassi. Eppure Eddie Cescato, in dialisi da alcuni anni, ha trovato la forza di organizzare una manifestazione anche divertente. Si terrà il 25 giugno sul Montello, a Spasso per la Salute, un percorso di quasi 2,5 km con partenza da Santa Maria della Vittoria. Consentirà di raccogliere fondi per la nefrologia di Treviso, evento che ha ottenuto il patrocinio del comune di Volpago del Montello. È importante che ognuno di noi decida cosa fare post mortem, nel senso che decidiamolo prima, così siamo sicuri che ognuno può contribuire ad aiutare il prossimo, insomma, ecco. Una scelta, quella di donare i propri organi, che è possibile fare anche al momento di emissione della carta di identità. Nel 2022 i pazienti in emodialisi all'ULSS 2 sono stati 247, 24 i trapianti di rene sempre nel 2022, 12 quelli già eseguiti nel 2023. Andiamo a incentivare un'unità operativa che sta lavorando molto bene, in particolare sulle donazioni e donazioni per i trapianti. Quest'anno noi vorremmo arrivare almeno a 40 trapianti tra vivente, donatore vivente e non vivente, perché credo che questo serva per dare una risposta a tante richieste che il centro trapianti regionale e nazionale ha, e grazie al contributo appunto del centro trapianti noi riusciamo a portare avanti questo importante risultato. A Casale sul Sile ieri c'è stato un festival, una giornata dedicata all'acqua. Vediamo. Abbiamo immaginato questo festival che celebra tutti gli elementi, quindi l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, per valorizzare quello che è il territorio, quindi unire una valorizzazione turistica ma anche a una profonda conoscenza, cioè implementare la conoscenza del territorio. Conoscenza del territorio attraverso lo sport e il gioco, ma anche con l'aiuto di guide, come è accaduto per l'evento dedicato all'elemento terra, in cui un esperto ha guidato i gruppi partecipanti alla scoperta dei sentieri lungo il Sile. Per scoprire l'elemento acqua ci è sembrato la cosa più logica
invitare chi meglio lo conosce, quindi da un lato la FISA, che è la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e dall'altro l'Universo Outdoor, che ci dà una mano con questa disciplina un po' particolare che è lo stand-up paddle. Sono 3-4 anni che facciamo questa attività sportiva qua sul Cile, non solo il Cile, ma facciamo prettamente, visto che siamo della zona, e quindi portiamo le persone a provare non solo uno sport che è a tutti gli effetti uno sport, ma anche l'emozione di vivere il territorio da un punto di vista differente, quindi sul Cile che abbiamo la fortuna di avere molto vicino. Uno sport a tutti gli effetti, il SUP. La stazione eretta e il coinvolgimento del 90% dei muscoli del corpo lo rende a tutti gli effetti non solo uno sport completo ma anche terapeutico per chi soffre di problematiche alla schiena. Un modo per tenersi in forma e conoscere il territorio in modo sostenibile. Presente anche la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Sono cani che vengono addestrati a fare questa attività come gioco. Quindi loro giocano a salvare le vite, perché per loro è un gioco, cioè fin da piccoli o da quando arrivano all'interno della nostra scuola vengono abituati a giocare con questi attrezzi, quindi non giocheranno più con la pallina, come può essere appunto la pallina, il frisbee, giocano, imparano a giocare con la fettuccia, con la cima, tutto ciò che riguarda le imbarcazioni e i mezzi che usiamo per il salvataggio. Un grande debutto per il Fata Festival, prossimo appuntamento dedicato alla scoperta dell'elemento aria. I prossimi appuntamenti sono il 12 luglio con l'elemento aria. Ci ritroveremo ai campi da rugby di Casale, dove sotto la guida di un astronomo potremo osservare le stelle con telescopi amatoriali, e però con la spiegazione di chi ci può dire cosa stiamo vedendo. Ultimo appuntamento dedicato al fuoco il 2 settembre. E adesso parliamo della Dunata Triveneta degli Alpini, che si è chiusa ieri con la giornata clou, la sfilata delle penne nere, ed è ancora come sempre record di ascolti per Media Nord-Est. La casa degli Alpini è Media Nord-Est. Anche la Dunata Triveneta di Belluno ha confermato il trend che contraddistingue il nostro gruppo. Ancora record di ascolti per Media Nord-Est, che ha raccontato tutto lo sfilamento di Belluno in diretta a partire dal sabato, per poi far registrare picchi di ascolto assoluto durante il passaggio delle penne nere del Veneto domenica. Un evento, quello di domenica, seguito sulle nostre reti da quasi 1 milione di spettatori per oltre 15 ore di diretta nel weekend. Questo significa che i telespettatori hanno scelto ancora noi per vivere le emozioni di Belluno, confermando Antenna 3 e Rete Veneta la vera casa degli alpini e facendo segnare un altro storico unplan per Media Nord-Est, capace di confermarsi come gruppo di emittenti TV leader per distacco sulla concorrenza in tutti i grandi eventi. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo sul web, con messaggi da Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Germania e Austria. E allora, come sempre, grazie Alpini, grazie a tutti i tecnici, ai giornalisti, agli operatori, alla regia, ma soprattutto grazie a ognuno di voi. E noi, aprendo la pagina di Belluno, andiamo a parlare proprio degli alpini. Pagina di Belluno. Ripartiamo allora dalla Triveneta degli Alpini, quasi 30.000 presenze raggiunte. Si può archiviare come un successo la Dunata di Belluno, soddisfatto il sindaco Oscar De Pellegrin. La città, dice, ha dato il meglio di sé. Da Cavarzano, lungo il ponte a loro dedicato, e poi giù lungo Viale Fantuzzi, Via Segato, Piazzale Cesare Battisti, Via Loreto, infine l'ingresso spettacolare sull'Iston. Gli alpini del nord-est si sono così riappropriati della loro città simbolo e Belluno non li ha affatto delusi. I numeri sono quelli di un grande evento, 200 i pullman, code in autostrada, l'ambioi tutto esaurito dall'alba. Il bilancio è andato oltre le aspettative. In questi 3 giorni del raduno Triveneto abbiamo avuto veramente numeri da grandi eventi. Abbiamo avuto l'arrivo in città in un numero veramente importante di pullman, tra i 150 e i 200, e le valutazioni fatte sono che non hanno sfilato non meno di 20.000 alpini. Credo che questo sia stata una grande risposta di una città alpina
e ringrazio tutti gli organizzatori e soprattutto i tanti volontari che hanno reso possibile questo evento. Non poteva esserci città più adatta di Belluno, il commento del presidente Luca Zaia, che ricorda come quest'anno ricorrano i 60 anni dal Vajont, tragedia che vide in prima linea nei soccorsi proprio le penne nere, e ai soccorritori, compresi ovviamente gli alpini, ha annunciato il presidente della provincia Roberto Padrin. Longarone, città di cui è sindaco, dedicherà un viale. Ieri come oggi l'orgoglio e l'impegno dal Vajont a Vaia e all'alluvione in Emilia-Romagna, uno spirito che si vuole preservare con la proposta di sempre, quella di una mininaia o comunque di un periodo di servizio civile. Chi vorrà potrà fare la scelta anche di farlo inquadrato in termini militari, chi vorrà potrà anche farlo inquadrato, e c'è già un'esperienza in termini civili, però quello che è fondamentale è che diventi obbligatorio, cioè che tutti i ragazzi un certo periodo del loro tempo, non tantissimo, ma lo possano dedicare agli altri. C'è chi dice che a Belluno non si vedevano così tante penne nere dal 1997, quando si salutò lo scioglimento della Brigata Cadore, segno di un corpo ancora vivo. La cronaca adesso, perché la polizia ha arrestato in base a un mandato internazionale un 47enne serbo condannato a 15 anni di carcere in Montenegro per il reato di creazione di organizzazione criminale. L'uomo è stato intercettato a Misurina, in comune di Auronzo di Cadore, dove si trovava in vacanza in albergo grazie a un sistema di segnalazione internazionale. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Belluno con il commissariato di Cortina. I fatti contestati all'uomo risalgono agli anni tra il 2017 e il 2020. Secondo l'accusa, l'arrestato era stato componente di un'organizzazione criminale che si occupava a livello internazionale di trasportare via Atlantico dalle Canarie ai Caraibi cocaina prodotta in Centro America all'Europa. Dopo il fotosegnalamento, l'uomo è stato portato in carcere a Belluno. Tanti protagonisti del quotidiano insieme per parlare del futuro della montagna. A riunirli Lega Coop del Veneto. In una montagna in cui da molti anni si parla di spopolamento, occorrono soluzioni e risposte concrete che diano un futuro a chi nelle terre alte decide di continuare a vivere. Su questi temi si sono confrontati gli attori della vita in questi territori grazie ad un'iniziativa della Lega Cooperative del Veneto. I problemi principali sono lo spopolamento, che si porta dietro tantissimi altri problemi. La mancanza di servizi è figlia dello spopolamento o è madre, insomma potremmo discuterne. La collaborazione dal nostro punto di vista tra istituzioni, terzo settore, imprese, cittadini è la risposta possibile a questo tipo di problema. Problemi che possono sembrare piccoli, ma dalla cui concreta soluzione può dipendere la sopravvivenza di una comunità. Ecco l'esempio di due belle storie a lieto fine. Esempio, a Zoppè di Cadore, che è il più piccolo comune della provincia di Belluno, si era posto un problema. L'unico alimentare aveva chiuso. La soluzione, la cooperazione l'ha individuata con quei cittadini, si è costituita una cooperativa di consumo dove i cittadini sono i protagonisti e abbiamo riaperto quelle alimentari. Questo è un esempio classico. In Cadore avevamo un problema diverso che riguardava servizi, in particolare il verde boschivo ma anche altri, e la possibilità di sviluppare occupazione. Lì è nata una cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo, che dà lavoro a più di 150 persone. Questo è quello che noi abbiamo l'ambizione di saper fare. È davvero tutto, allora vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, sole e afa in aumento. È la prima vera ondata di caldo della stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 20 giugno. Sul Veneto bel tempo con tanto sole, spazi di sereno e solo qualche modesto addensamento, specie in montagna, dove non si escludono alcuni locali fenomeni nelle ore pomeridiane. Temperature, come detto, in aumento e sopra la media del periodo, minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi o al massimo velato, ma comunque non sono attese piogge. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-31 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà abbastanza soleggiato e le nubi rimarranno generalmente innocue. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.